Certo, e la Valcellina, insomma i luoghi qui accanto sono stati fondamentali per la mia scrittura, non tanto per una nostalgia, ma come diceva Brodsky, non si scrive per la caducità della propria carne, ma per salvare qualcosa della propria civiltà personale e di quella degli altri anche. E quindi la mia è stato un lavoro di memoria, di imbalsamare la memoria. Con la scusa di un romanzo, di un racconto, ho fermato usi, costumi, tradizioni, la cultura del tempo, quella che ricordo perché ormai ho 70 anni, con questi libri. Mi lega la Val Zemola, dove ho fatto il pastore dai 7 anni ai 13, quando capitò il Vajont, perché eravamo stati abbandonati dalla mamma, il papà, e quindi ci andavamo lì a fare i pastori, io e mio fratelli, che poi uno è morto in Germania, e dai 7 anni ai 13 abbiamo fatto i pastori nella Val Zemola, solo vitto e alloggio. Ci si alzava alle 4, 4 e mezza, infatti l'ho anche scritte ste robe, questi sono aneddoti veramente che mi hanno lasciato una bella traccia. Senza nostalgia, come ho detto prima, un itinerario che mi sentirei di consigliare è la Val Mesazzo, anche per la sua solitudine, per la sua asprezza, dove c'è un rifugio, il Casera Ditta, che si deve andare solo a piedi, ma poi c'è una storia anche tragica. Lì c'erano uno degli avamposti dei partigiani, lì pochi sanno che in Val Mesazzo aveva fatto il partigiano Emilio Vedova, lì fu ucciso anche un generale delle SS con l'autista. È un percorso di storia, di memoria, di tragedia anche. Poi si passa sulla frana del Vajont. Ecco, questo potrebbe essere interessante, anche perché è fuori dal caos delle automobili, non è rifugi delle Dolomiti dove conti 3.000 auto la mattina, la domenica mattina. Ecco, questo è interessante anche per la memoria. Poi c'è il Colnudo, le cime di Pino, scalate da Glanville nel 1904, poco prima di morire. Ecco, insomma, io consiglierei anche quello.